In segno di rispetto e dolore la piscina oggi rimane chiusa. È quanto scritto sul foglio affisso all'esterno del cancello dell'impianto in via Venezia, Montecchio Precalcino, dove è avvenuta la tragedia. Leonardo Cortese, 19 anni, nativo di Rovereto, è morto dopo essersi tuffato nella piscina più grande di questa struttura, oggi deserta. Un silenzio assordante dopo le urla di ieri, le prime quelle dell'amico con cui Leonardo sempre stesse gareggiando per gioco in una prova di apnea. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo una volta ripescato il corpo e la corsa disperata all'ospedale in eliambulanza fino al pronto soccorso di Vicenza. Con l'intervento dei carabinieri di Tiene, la procura ha disposto l'apertura di un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti. Il pubblico ministero Hans Rödrich Blattner è giunto sul posto per verificare il contesto in cui è avvenuto il dramma. Leonardo sembra avesse attraversato l'intera vasca sott'acqua dopo essersi tuffato. Poi un malore o un altro evento gli ha impedito di riemergere. Per accertare la causa esatta della morte sarà necessaria l'autopsia, la cui autorizzazione ufficiale è attesa a breve. Resta il dolore e lo sgomento per gli amici e i familiari di Leonardo scomparso in un contesto gioioso e rilassato dopo essersi diplomato al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, dove risiedeva. Si trovava in vacanza in zona da alcuni parenti che risiedono a Villa Verla. Il dolore a nome della comunità di Montecchio Precalcino espresso dal sindaco. Una piscina gestita da privati, in questo momento appunto le autorità stanno facendo le indagini, ma a quanto ho preso insomma, si tratta di una morte naturale, di un arresto cardiaco. Purtroppo quando accadono questi fatti le parole da dire sono veramente poche, se non che da parte mia e da parte di tutta la comunità di Montecchio ci stringiamo attorno ai familiari di questo ragazzo che è venuto a mancare in modo così improvviso in un momento di serenità.